E come sempre a quest'ora della domenica tocca al professore Amedeo Colella salire in cattedra con le sue storie, le sue perifrasi, le sue pillole di saggezza partenopea. A me dispiace dover sempre ribadire la superiorità della nostra lingua. Sta poco fa. Quando per esempio tua mamma ti manda a comprare un po' di accio, un po' di vasenicolo, un po' di brutusine, uno dice ma guarda che modo di esprimersi, che volgarità. Ha fatto. La lingua napoletana affonda le radici nella cultura latina e questo proveremo a spiegarvi qui. A Vasenicola, che è dal greco basilicon, ma anche se c'è una leggenda secondo la quale addirittura una donna perde il proprio marito che si chiamava Nicola e lo mette la testa in un vaso, nasce questa pianta e lei è il bacio di Nicola. È una leggenda che non ha nessun fondamento. Noi parliamo greco, parliamo latino, così come prezzemolo o prutusina è da petroselinum, che è un modo latino per definire quest'erba molto apprezzata nell'antica Roma. Ancora latino, cucozze e cucuzielle, sono da cucuzia, un termine latino. In napoletano cucuzielle è un tipo un po' tonto, insomma un po' innocente, che è proprio un cucuzielle. Quando invece uno ha la testa vuota, te ne capo come una cucozza, vacante. Areceta, che viene dal greco recto, ovvero frantumato, è un piatto condito con origano, con areceta, quindi è un piatto arracanata. E la cosa più nota, insomma, in lingua napoletana un po' volgare, è awallar arracanata, insomma, quella lì fattore e pomodoro e origano. O rafaniel, vedi, il rafaniel è bello fuori e brutto dentro, infatti si usa dire rafaniel fatta a cattà a chi non te sapo, ecco, perché ha un sapore sgradevole. E poi la cipolla con la quale si fa una meravigliosa genovese. Ma sapete che a capellom è come una sfoglia di cipolla, sì, insomma, va al vento. La cipolla viene richiamata pure nel caso dell'eccitazione maschile, si sta ingrustando la cipolla, insieme a un altro ortaggio molto particolare che è la rapa. Chi le si sta arrapando. Può sembrare volgare, ma invece è un presente progressivo. Il suo membro sta assumendo le dimensioni e la turgidità di una rapa. Si sta arrapando, altro che volgarità. Dalle dal o cucuzziella diventa tal. Ma il re di tutti gli ortaggi napoletani è il resto ovviamente il prezzemolo o prutusina. E ovviamente perché è quasi in tutte le pietanze, in tutti gli alimenti. Prutusino ogni manesta, come tutte le persone che stanno sempre in trilice, stanno sempre in mezzo. C'è un detto meraviglioso sul prutusino: quando le cose vanno male, quando due o più cose si mettono assieme per non far riuscire qualcosa, si usa dire chi era già bello prutusino, ecco, gli è e ci piscia in coppa. È come quando il combinato disposto, che ne so, ci perse Filippo io panara, o strumolo a truteppole a funicella corta, insomma, a canna tosta e o curtiello scugnati, insomma ce ne sono tante. Giorgio se ne vuoi, io vescovo, non vuoi mannà. Prima o poi doveva dirci nel parare di Filippo che cosa c'era. Non lo sappiamo, restiamo con il dubbio. Sappiamo però che subito dopo la pubblicità, al termine del telegiornale, ci sarà la partita del Napoli in diretta dal Diego Armando Maradona per vivere tutte le emozioni di una giornata di calcio e di sport davvero spettacolare. Felice domenica televisiva a tutti voi con Canale 21.